Buongiorno, buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Dopo i delitti, la violenza e le risse davanti alle discoteche a Palermo, i cittadini si mobilitano con una raccolta di firme e chiedono controlli e presidi che garantiscano la sicurezza di tutti. Notti violente anche a Vittoria, nel Ragusano, un accoltellamento in via Generale Cascino e atti vandalici in pieno centro, grave un uomo. Verso Sant'Agata, a Catania, l'arcivescovo Renna benedice le candelore e ammonisce i devoti. Onestà, niente comportamenti equivoci o atteggiamenti poco rispettosi. La vecchia stazione Morandi, ricostruita, sarà il nuovo terminal dell'aeroporto di Catania, in esclusiva le immagini trasmesse dal punto di Telecolor. Musica, all'Alta Marea di Coez, Fra Quintale conquista il Palacatania, richiamando giovani da tutta la Sicilia. Calcio, in Serie B, poker del Palermo che batte 4-2 il Modena e si porta a -4 dal secondo posto, in evidenza l'ex romanista Soleri. Sosta forzata per il Catania che in Basilicata viene bloccato dalla neve. La gara con il Picerno rinviata a data da destinarsi. Gli uomini di Lucarelli possono concentrarsi alla sfida di Coppa Italia contro il Rimini. Ben trovati, è ancora altissima la tensione a Palermo sul tema della sicurezza. Questa mattina una raccolta di firme, i cittadini chiedono controlli e presidi, intanto riecheggiano ancora forti le parole della mamma di Francesco Bacchi, ucciso a balestrate dopo una lite davanti a una discoteca. Marco Gullà. Tutti a firmare per la sicurezza in città. Palermo, l'assemblea del comitato spontaneo Uniti per il quartiere ha deciso di organizzare una raccolta firme per questa mattina davanti alla chiesa di Sant'Antonino di Padova. Cuore del centro cittadino, in questo comprensorio si susseguono furti, rapine ed episodi di violenza. Cittadini stanchi, esausti, impauriti. La raccolta firme è un segnale da mandare alle istituzioni. Occorrono presidi e controlli, dicono gli organizzatori della manifestazione. Sì, sta andando molto bene, abbiamo avuto già circa 300 firme raccolte nel giro di qualche oretta e questo per noi è un risultato, nel senso che noi vogliamo semplicemente continuare a ricordare a chi ha la delega sulla sicurezza che Palermo necessita di una maggiore attenzione. A distanza di una settimana, intanto ci sono ancora strascichi dopo la morte di Francesco Bacchi nei pressi della discoteca Medusa. La madre del giovane ucciso ha fatto ricorso al TAR dopo la decisione del questore di vietare i funerali pubblici, una decisione che ha ulteriormente appesantito il clima a Partinico, paese di origine della famiglia Bacchi. E ancora riecheggiano forti le parole della mamma della vittima. È stato giusto! Mio figlio era un ragazzo per bene, sa i valori! Lui si è intromesso in una lite che non c'entrava nulla per aiutare un ragazzo e chi ha guardato è anche colpevole perché Notti violente anche nel Ragusano, un accoltellamento in via Generale Cascino e atti vandalici in pieno centro a Vittoria. Due gli eventi avvenuti a distanza di poche ore in città e c'è anche un uomo in gravi condizioni ricoverato in ospedale. Veronica Barbarino. Non c'è tregua in città. A distanza di poche ore un uomo di 46 anni a seguito di una lite è rimasto ferito gravemente alla schiena da un corpo contundente, riportando una frattura vertebrale. Solo poche ore prima, nella centralissima via Cavour, in Piazza del Popolo, un cittadino rumeno e un tunisino hanno danneggiato tavoli e sedie nei locali della Movida, oltre a distruggere diversi cestini comunali destinati alla raccolta dei rifiuti. La segnalazione di alcuni residenti ha attivato l'intervento della polizia, che ha individuato e denunciato gli autori già noti alle forze dell'ordine per danneggiamento aggravato e disturbo della quiete pubblica. Indignazione e rabbia da parte dei cittadini e dalle associazioni di categoria. Come Confcommercio siamo intervenuti perché consideriamo che questi atti non solo vanno a distruggere quello che è il patrimonio cittadino urbano, ma nello stesso tempo vanno a minare quello che è il tessuto sociale e economico di una comunità. E siccome Vittoria da anni riveste un ruolo importante all'interno della provincia perché catalizza flussi
flussi all'interno del proprio comune con una interessante offerta commerciale e un'intensa movida, è giusto che ci sia maggiore controllo da parte delle autorità preposte, un'implementazione della videosorveglianza, ma allo stesso tempo che ci sia una sicurezza condivisa e aperta, alla cui attuazione concorrono più soggetti: lo Stato, gli enti territoriali, le scuole, le agenzie educative. Solo così, attraverso un'azione condivisa di tutte le componenti della comunità vittoriese, potremmo portare avanti delle azioni sulla sicurezza che siano efficaci e durevoli. Anche il sindaco Francesco Aiello ha espresso la sua indignazione, definendo l'accaduto un attentato alla quiete pubblica e promettendo provvedimenti severi nei confronti dei responsabili. E il questore di Ragusa ha vietato l'accesso alle aree urbane ai 2 stranieri, romeno e il tunisino, protagonisti del raid a Vittoria di cui abbiamo appena riferito, per danneggiamento aggravato e disturbo alla quiete pubblica. E nuova rissa al Belvedere di Termini Imerese durante il weekend, dopo la lite avvenuta lo scorso 12 gennaio che ha portato all'arresto di un giovane di 26 anni, nuova tensione e nuova violenza nei pressi dell'incrocio con la Serpentina, in prossimità di 3 locali della zona, frequentati la sera da tantissimi ragazzi, molti dei quali anche minorenni. E il Tribunale per i minorenni di Palermo ha tolto la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia a Martina Gentile ai domiciliari per favoreggiamento di Messina Denaro. I giudici hanno anche disposto che la donna faccia un percorso di recupero partecipando ad attività di formazione organizzate da associazioni antimafia. Martina Gentile ad aprile era finita sotto inchiesta con la madre, Laura Bonafede, una delle amanti del boss morto a settembre. La giovane consegnava i pizzini di Messina Denaro e a volte li nascondeva nel passeggino della figlia. Scriveva a Messina Denaro frasi del tipo: adorato, che gioia poterti abbracciare. Interrogata alla procura di Palermo si è rifiutata di rispondere, poi ha detto: ho capito di aver sbagliato. Adesso andiamo a Catania, si avvicina a grandi passi la festa di Sant'Agata. Questa mattina la benedizione delle candelore e la messa a San Nicolò l'Arena. L'arcivescovo di Catania Renna esorta i devoti ad avere comportamenti sani, evitando segni equivoci o poco rispettosi. Tonino De Mana. Le ha benedette una ad una, ricordando a tutti che le candelore rappresentano una luce votiva per la Santa e non dovrebbero essere strumentalizzate a fini esibizionistici. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, non ha usato mezze parole e durante la messa in suffragio dei devoti morti celebrata a San Nicolò l'Arena ha richiamato tutti al rispetto delle regole affinché il culto di Agata venga espresso con preghiere, opere di carità e visite ai cimiteri e non con volti di defunti stampati sulle magliette oppure attraverso comportamenti inappropriati. In paradiso non si va con una maglietta stampata, ma si va con una santa messa, con la preghiera. Questo è il senso della devozione cristiana. Come anche è bello che ci siano le feste in giro, ma mi raccomando, sempre fatte con grande onestà e facendo sì che nessuno di voi che porta la candelore poi abbia qualche problema con la giustizia, perché qualcuno dice: ma dove siete andati? Con chi siete andati? State attenti, le candelore sono un onore a Sant'Agata, non sono un onore da dare né al vescovo, né al sindaco, né al presidente del comitato. Sono solo per Sant'Agata. Renna ha sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo di fede, ha ribadito che le candelore sono simbolo di luce e come tale vanno rispettate, evitando individualismi e ricordando di eliminare segni equivoci perché, ha detto nell'omelia, siamo tutti peccatori e tutti possiamo sempre convertirci, magari cambiando mentalità per migliorarci. Eccellenza, ha concluso la messa dicendo ai devoti, a tutti: fate i bravi. Perché? Perché la candelora deve rimanere un segno di devozione a Sant'Agata. Non ci devono mai essere delle sfasature, dobbiamo essere un po' più cristiani anche nelle espressioni della nostra devozione. Accompagnate da musiche, nacate, mortaretti, palloncini e folklore, le candelore hanno iniziato i loro caratteristici giri per la città, una città che per 3 giorni penserà soltanto ad Agata, figlia, sorella e madre di tutti i catanesi.
Inaugurata nel 1981 e chiusa nel 2007, la vecchia stazione Morandi sarà il nuovo cuore pulsante dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Le immagini esclusive le mostriamo e le abbiamo già postate anche all'interno della trasmissione Il Punto di Telecolor. Luca Ciliberti. Questa è una struttura progettata negli anni 70, messa in esercizio negli anni 80, con una tipologia di traffico che oggi non c'è più. Le immagini esclusive in onda all'interno della trasmissione Il Punto su Telecolor sono quelle girate all'interno dell'aerostazione Morandi, chiusa dal 2007 e riaperta sotto la responsabilità della Protezione Civile nel periodo del Covid per effettuare tamponi e vaccini. Si riapre anche il tema del futuro dell'aeroporto Fontanarossa. La vecchia struttura sarà abbattuta per la ricostruzione di un terminal B innovativo che sarà lo snodo principale della mobilità integrata a Catania. Quel terminal era stato immaginato molti decenni or sono per contenere passeggeri fino a meno di 1 milione. Ne mettevamo dentro, come le sardine, quasi 5 milioni. Quindi andare a immaginare e ristrutturare una cosa nella stessa volumetria per contenerne 1 o per farne stare male 5, credo che sia assolutamente una scelta miope. Ospite della trasmissione è la Dinico Torrisi, che risponde anche alle polemiche di chi sostiene che l'abbattimento non sia necessario, ma piuttosto che una demolizione sarebbe bastata una più economica riqualificazione. Quindi questa è un'occasione in cui ci torna utile dire e chiarire che la vecchia aerostazione non è adeguata sismicamente perché è stata costruita in un'epoca antecedente alle norme sismiche e siccome si è detto e si è anche scritto ed è stato poi anche pubblicato che al contrario sarebbe adeguata a tutto quanto una serie di corbellerie, è il momento di chiarire che tutto ciò che è stato detto sono cose false, non vere, e quindi noi dovremmo spendere già solo per mantenere una struttura inadeguata rispetto al presente, non solo al futuro, solo per il mantenimento 30 milioni solo per gli adeguamenti sismici. E adesso parliamo di sanità. Nel comprensorio tra Milazzo e Barcellona c'è grande preoccupazione per la sorte dei pronto soccorso degli ospedali Fogliani e Cutroni Zodda. Questa mattina una manifestazione di cittadini dopo le difficoltà registrate nelle ultime settimane. Francesco Triolo. Raccolta di firme, manifesti notturni, proteste social. A Milazzo è alta l'attenzione sul pronto soccorso dell'ospedale Fogliani, che dopo la chiusura di quello del Cutroni Zodda di Barcellona è diventato il punto di riferimento di un territorio vastissimo, con un bacino di utenza di circa 150.000 persone. Giovedì scorso si è raggiunto un record al pronto soccorso di Milazzo con 8 codici rossi e ben 30 persone in attesa. Per questo la direzione dell'ospedale ha inoltrato una comunicazione all'ASP, così non si può andare avanti. Nelle scorse settimane un bimbo di 4 mesi con la febbre a 40 ha dovuto peregrinare per 3 ospedali della provincia per scoprire poi di avere il Covid. Quindi sono apparsi dei manifesti, shock all'ingresso del Fogliani, opera di giovani del comprensorio. La prossima vittima potresti essere tu, la scritta e la campagna Siamo tutti in codice rosso, lanciata da un gruppo di abitanti della Valle del Mela. E oggi il coordinamento di centrosinistra di Milazzo ha avviato una raccolta firme a sostegno della petizione pubblica per la tutela dei presidi ospedalieri della provincia di Messina. Una manifestazione di protesta senza bandiere, vessilli, appartenenze politiche, perché investe un problema di salute pubblica. Si sta investendo molto, si pensa di investire molto in direzione della sanità privata e questo ci piace perché molte persone stanno abbandonando le cure. Non abbiamo avuto nessunissima risposta da parte dei politici se non assicurazioni che si sono perse e dilatate nel tempo. Ci troviamo in una zona ad alto rischio dove ci sono insediamenti industriali importanti tipo la raffineria, la ex Enel, ora A2, acciaieria. C'è il porto. L'allarme è stato lanciato anche dai sindacati che hanno sottolineato proprio la presenza di numerose attività industriali a rischio incidenti. Le firme raccolte saranno poi inviate alla Presidenza della Regione e all'assessorato alla sanità. Breve pausa, ci vediamo tra poco.
Eccoci rientrati in studio. Una notizia da poco battuta dalle agenzie ci racconta di un altro episodio di violenza e razzismo ad opera di alcuni ragazzini. Una donna di 38 anni è stata aggredita per strada in pieno centro storico da alcuni minorenni ed insultata con frasi razziste a Piazza Armerina in provincia di Enna. La vittima adesso è ricoverata all'ospedale Chiello con una frattura del setto nasale. È una donna somala di 38 anni che da anni vive nella città dei mosaici. E adesso a Catania, dove militari americani della base di Sigonella hanno riqualificato un asilo nido comunale. Per noi, spiegano, questi sono azioni di buon vicinato. Sentiamo Eva Spampinato. Le chiamano azioni di buon vicinato e sono azioni che fanno bene al sociale oltre che al cuore. Quelli che vedete all'opera sono alcuni militari della base NAS di Sigonella che per un giorno hanno posato le armi e impugnato martello e scopa, pennelli e rulli per la pittura. Hanno riqualificato l'asilo comunale Giostra dei Bambini di via Calipso a Catania. Siamo tornati alla nostra attività di community relations, un'attività che ci porta a svolgere oltre 200 attività di volontariato, di buon vicinato un po' in giro per la città, soprattutto anche per la Sicilia orientale e centrale. L'asilo nido è stato da poco ristrutturato, ma mancavano gli ultimi ritocchi e così è intervenuto il Rotary Catania Duomo 150, in sinergia con il Comune, il presidente del secondo municipio Claudio Carnazza e l'assessore ai servizi sociali Bruno Brucchieri. E abbiamo promosso questa iniziativa insieme al secondo municipio di Catania e con la collaborazione dell'associazione Lux Mundi, la quale ha cooptato appunto questi giovani militari della base di Sigonella che per pura amicizia, gratuitamente e con dedizione assoluta si stanno occupando appunto di questo service per migliorare un attimino questo sito che aveva bisogno di qualche opera. Non solo uomini, questa soldatessa ha portato con sé la figlia per avvicinarla alle attività di volontariato. A loro il compito di disegnare e colorare la portavetri che dà il benvenuto nell'asilo. E adesso passiamo alla musica. Coez e Fra Quintale conquistano il Pala Catania, tutto esaurito per il concerto che ha richiamato giovani da tutta la Sicilia. Gli amatissimi rappresentanti dell'indie rap italiano portano nei palazzetti di tutta Italia il loro album scritto a 4 mani. Eva Spampinato. Quando ti senti sola che fai, stai con me anche con l'alta marea. L'alta marea di Coez e Fra Quintale invade il Pala Catania con una forza dirompente che ha la potenza di una mareggiata, la delicatezza di una parola d'amore, il tempo di una barra. In una parola sola, Love Bars, un album scritto a 4 mani e uno show in cui rap e cantautorato trovano un bellissimo punto di incontro. È un po' fuori luogo ma però non comando il cuore. La coppia romano-lombarda ha conquistato il pubblico catanese con un concerto di quasi 2 ore, una scaletta di 34 brani, tra hit storiche dei 2 autori e i brani del loro joint album. Quanto calore! In questi mesi in tanti ci avete chiesto se avremmo fatto solo Love Bars, no? Chiaramente no. E noi cosa dobbiamo rispondere? Noi dobbiamo rispondere... Dipende quanto fanno casino. Acclamato artista pop ma anche idolo hip hop, Coez si conferma l'autore del più originale crossover tra rap e canzone d'autore che ci sia attualmente in Italia. 40 anni, Romano La Gavetta Vera, prima dei social, è diventato mainstream con La musica non c'è. Fra Quintale, 6 anni più piccolo, bresciano, l'album d'esordio del 2017 ha fatto 150 milioni di stream su Spotify. Ci siamo un po' impuntati per venire a suonare qua. Coez e Fra Quintale hanno portato sul palco per la prima volta in Italia una nuova tecnologia sonora che ha reso l'esperienza live ancora più bella grazie all'altissima definizione del suono. Una scommessa riuscita perché, come dicono loro,
Breve pausa, poi daremo spazio al calcio, parleremo della bella vittoria del Palermo e del Catania che è già alla testa alla Coppa Italia contro il Rimini. A fra poco. Eccoci al calcio, rocambolesca vittoria d'oro per il Palermo che al Barbera ha battuto il Modena 4-2, gol e spettacolo garantiti. Marco Gullà. Quando il Palermo gioca al Barbera non ci si annoia praticamente mai, gol ed emozioni, anche ieri è stato così. Il Palermo ha battuto il Modena 4-2, una gara rocambolesca che ancora una volta ha riservato colpi di scena come nei migliori film thriller. Corini aveva chiesto il sangue agli occhi prima del match col Modena, il Palermo ha risposto e confermato l'ottima produzione offensiva delle ultime 4 uscite. Allo stesso tempo ha registrato le solite dormite uscite di scena ingiustificate. 1-0 con Segre, poi pari Modena con Battistella, poi ancora Brunoni e nella ripresa pareggio di Abiuso, nel finale doppio Soleri e 3 punti d'oro per il rosanero. Abbiamo un cuore grande, una grande voglia di andare oltre, qualche difetto che in questo momento abbiamo, però questo mi piace, la squadra ha coraggio, prova, vuole vincere e di conseguenza quando poi ci credi a volte ti va male ma il più delle volte riesci a portarla dove vuoi tu e questo è lo spirito che dobbiamo avere. È quello su cui stiamo lavorando, al netto che su certe cose dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo migliorare, ma l'atteggiamento, lo spirito deve essere questo. Il Palermo deve migliorare tanti aspetti come quello difensivo, la squadra rosanero subisce troppi gol, al contempo segna molto. Ieri l'8° sigillo in campionato di Brunori. Sicuramente è una partita giocata a viso aperto e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci siamo creati, quindi una vittoria meritata. Un tifoso del Modena è stato arrestato nel corso della partita per aver lanciato e colpito un tifoso del Palermo con un rubinetto. I tifosi modenesi, dopo l'arresto, sono rimasti all'interno del settore ospiti e non volevano lasciare lo stadio per protesta contro l'arresto del tifoso. Poi sono stati convinti a lasciare l'impianto. Il Catania, dopo il rinvio della partita di Picerno per la neve, si concentra adesso sulla sfida al Rimini di Coppa Italia, in una settimana dove sarà ancora protagonista il mercato. Marco Carli. Neve di Picerno al mare d'inverno di Rimini, passando per il calciomercato. Il gennaio turbinoso del Catania prosegue con i rossazzurri che non si fanno mancare proprio niente, nemmeno la partita rinviata per neve nel girone meridionale della C. È successo a Picerno, cittadina vicino a Potenza. Il gruppo di Lucarelli affronterà la squadra rivelazione del torneo in futuro perché la neve, caduta sulla Basilicata per tutta la giornata di sabato, ha reso impossibile la disputa dell'incontro. Gli etnei si concentreranno adesso sul Rimini con cui giocheranno mercoledì in Coppa. I romagnoli sono scesi in campo in casa della Juve Under 23, risultato finale 0-0 con il Rimini che resta all'11° posto del girone B della C. Non ci sarà Chiricò, squalificato, che Lucarelli non avrebbe fatto giocare dall'inizio a Picerno. La sensazione è che il tecnico stia provando per così dire a lavorare sull'approccio del ragazzo che nella prima fase del torneo ha avuto sulle spalle la squadra e ciò lo ha portato spesso a strafare. Pausa di riflessione dunque complice l'arrivo di Peralta, ma la scelta non poteva che alimentare voci di mercato per il trequartista. A proposito di mercato, da Benevento fanno capire che il Catania potrebbe presto affondare il colpo per Teio, dovrebbero arrivare un portiere, un attaccante e forse un difensore. I nomi di Donnarumma e Artistico circolano, ma il mercato cambia spesso nel giro di ore. Gli arrivi saranno alla fine dagli 11 ai 13. Si lavora sulle partenze, finora a 7, con fra gli altri Lorenzini, finito al Novara, e De Luca alla Pergolettese. Qui bisogna intensificare. Mazzotta, Marsura e soprattutto Bocic, che conta tante squadre interessate al prestito, dovrebbero essere i primi a partire. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona domenica.